Un libro aperto in mezzo al sentiero che scende ripido fino al canyon del Bus del Buson, alle pendici del gruppo della Schiara. È una traccia fatale, quella del vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotta alla valle scavata dall'Ardo, che oggi scorre 150 metri più sotto. È lì che nel pomeriggio si sono perse le speranze di trovare in vita Gianpietro Frare, 74 anni ancora da compiere. Dell'uomo era stata denunciata la scomparsa domenica sera ai carabinieri di Conegliano dopo che i familiari allarmati non lo avevano più visto rientrare a casa. Domenica mattina una segnalazione arrivata al 118 che riferiva di aver udito attorno alle 8 reiterate richieste di aiuto aveva già mobilitato la macchina dei soccorsi, ma le ricognizioni effettuate da Falco 2 e dall'elicottero dei vigili del fuoco, oltre che da terra, non avevano dato riscontro alcuno e in assenza di indizi la ricerca si era fermata. Attorno a mezzanotte e mezza la denuncia di scomparsa di Gianpietro Frare, presentata dal figlio dell'uomo, ha rimesso in moto i soccorritori. Le ricerche sono riprese immediatamente. Dopo il ritrovamento dell'auto dell'uomo si sono concentrate nella zona fra Case Bortotte e Ponte Mariano. I soccorritori hanno ripassato al setaccio sentieri e troi anche con l'ausilio di droni e unità cinofile. Attorno alle 14.30 il corpo del 74enne è stato ritrovato in fondo al Bus del Buson e si ipotizza che lì sia finito dopo essere ruzzolato per un'ottantina di metri seguendo la vecchia e ripida traccia che si dipana quasi parallela al nuovo sentiero. La salma, ottenuto il nulla osta della magistratura, verrà recuperata dai vigili del fuoco. Alle ricerche hanno partecipato una trentina di persone del Soccorso Alpino di Belluno, Feltre e Longarone, della Guardia di Finanza e della Polizia.